Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano NBA 2K14 ragazzi, Xbox One. Allora ragazzi, siamo in aereo in volo a Brooklyn. Andiamo ragazzi, e speriamo di fare una buona partita, di giocare quantomeno, perché ho giocato veramente 3 minuti, abbiamo giocato, cazzo. Adesso ho impostato il timer a 12 minuti, così possiamo giocare. E vediamo che partita viene fuori adesso raga, sono veramente curioso. Ragazzi, New Jersey, i Nets Brooklyn, figli. Utah Jazz, Nets, Barclays Center. Porca puttana, però, cioè, io ero da titolare di Utah. 8 minuti veramente. Cioè, 8 minuti mi ha dato. Adesso voglio vedere la presentazione, ragazzi, me la voglio godere. Garnett è andato in Nets. Guarda che roba, mamma mia, che gioco, Dio santo. Mamma mia, che gioco che si sono inventati questi stronzoni della 2K. Potrebbero fare un gioco di calcio. L'EA Game e la Konami si mettono d'accordo con la 2K e mi fanno il gioco così, ciao. E io capisco che non è la stessa cosa, sono 22 giocatori, tutto quanto, però sinceramente né PES né FIFA sono veramente lontanissimi da sti capolavori. Vabbè, continua. Oh, sono entrato al secondo tempo, bene. Adesso stiamo calmi. Ok, non vuole vedere palle perse. Mamma che gioco ragazzi, mamma che gioco. Oh, su Kume. Comunque siamo in svantaggio di 9, anzi di 11, bene. Soprattutto aiuta una squadra giovane che si deve formare. Sarà molto dura chiaramente andare avanti, andare in playoff, però cerchiamo di fare una buona stagione almeno. Calma. No, ho già perso palla. Alla prima azione, va bene. Devo veramente migliorare tanto, Bravo, bel blocco. Non arriva il punto. Occhio ragazzi, occhio ragazzi. Dai, cazzo, dai. Dai che la freghiamo, niente da fare. Eccola là, altro punto facile per Brooklyn. Dai fioi. Jefferson. Dai, fatemi un bel blocco. Vai, un bel triplone. Ma vai a cagare però, mamma mia. Anderson. Dai, siamo anche un po'. Vai, un bel contropiede. Vai Kume, il Kume c'è. Primi 2 punti a referto per veneziano. Bravo Kume. Anderson versus Kumenda. Dai Kume, marcalo bene, Williams triplone. Evans, Burke. Merda, ancora persa, non posso fare i numeri che sono così scarso. Dio buono, 2 palle perse così. Basta numeri, cazzo. Vai, assist, manco mai. Purtroppo mi perdo sulle palle perse, sono coglione ufficiale, basta, se giochiamo semplice vaffanculo.
Occhio, guarda che numeri che mi fa. Bella. Dai Fioi. Evans. Burke. Bravo, dai. Vai, aiuta, mamma mia che gioco. Scusate ragazzi, me lo devo dire sempre perché è incredibile. Dai che la prendiamo? No, che sfiga. Meno male, pessima stoppata, va a cagare. Ok, primo sbagliato, meno male, spostato a playmaker. Ok, perfetto, adesso si ragiona. Ok, 1 su 2. Vai Kume. Rush. Jefferson. Bravo, dai. Bravissimi, secondo assist alla Jefferson. Ti dovevo portare la borsa. Mi siete fatto l'assist. Vai che la sbaglia. Benissimo. Va bene, dai, intervallo 48-54. Abbiamo recuperato qualcosa. Eccola qua Doris. La piccola Doris. Ma che roba. Va bene, dai, non stiamo andando malissimo. In realtà il discorso è che la squadra è quello che è, non è certo squadrone. Vai l'intervista. Thank you so much. By Sprint. Ecco, una cosa, forse un difetto, è quello che non si vedono magari i risultati delle altre partite in stile NBA. Questo forse è l'unico difetto che possiamo trovare in questo gioco, che neanche in 2K14 per Xbox 360 c'è. Ok, siamo al quarto. Siamo, cazzo, vinciamo di 3, non ci credo. Calma. 2 punti, 2 assist per Veneziano. Mamma che rischio sto passaggio, mamma che rischio. Vai triplona. Tiro di merda, ma che passaggio di merda. Adesso non mi fido più dall'impenetrazione perché ho perso tante di quelle palle. Occhio Williams, triplone. Meno male, bravi Fioi, bravi. Siamo contro Garnett. Bravo Kume. Stoppata. Ma rimbalzo veneziano e prova l'assist. Non ci credo. Do not parole in polacco antico. Bravi Fioi. Dai che ci siamo. Dai che aiuta c'è. Terza palla persa, ma che a puttana di Tomare. Devo un po' migliorare sulle palle perse, 3 palle perse sono troppe. Vai. Vai vecchio mio. Bravo, va bene, dai. 84 ragazzi. Partita tiratissima. Per Venezia-Turchia. Vai, più 2 aiuta. Occhio Lopez, attenzione a Lopez, bellissimo, mamma mia, in faccia un canestro devastante. 18 punti per Brook.
Lopez. Bravo Kume. Fallo. Sfondamento. No. Questo proprio non la capisco proprio questa. Questo era proprio questo fallo proprio inaccettabile. Eccola là. Bravi, dai, rimbalzone. Scarso come personaggio, 67 di skills, ragazzi. Triplone. Sì! Grande Kume. Grande Kumendone, questo è un triplone pesante. Peccato le palle perse, cazzo. Questo è il mio grande limite. No, ancora in faccia. Garnett recupera. Stoppata ancora. È andata a cagare però, un rimbalzo, Dio santo. Dai Kume. Triplone importante però per il morale. Bravo Kume. Cosa fa il Kume? Cosa fa il Kume? Grandissimo veneziano, ragazzi, grandissimo veneziano. È gasante sto gioco, ragazzi, è gasante. Meno male che non l'ha messa, dai. 5,49, 91, 88. Panchina? È finita, no, abbiamo perso, non ho capito cosa è successo. Abbiamo vinto di 1, che culo di merda! 101 chef, 100 Nets. Grandi ragazzi. Grande vittoria per Utah. Il Kumendone comunque ha giocato una buona partita, sono contento. 20 punti e 12 rimbalzi per Derek Favors. Adesso ne speriamo con un'altra, ragazzi, perché è troppo bello questo gioco. Thank you, Doris, for that. And now for Clark Kellogg, Steve Kerr and Doris Burke. This is Kevin Harlan saying... Buono. È andata bene, ragazzi. Avevamo preso 60, madonna, cioè non prendiamo un cazzo. Non prendiamo niente. Tunnel del palazzetto, dopo la partita. Thanks, man. I really appreciate that. Grazie, vecchio. Test? What you talking about, man? Che figata. Grazie, vecchio. Hey, man, I feel like you've been here much longer than me. If you see an opportunity... Insomma, addirittura queste robe qua, ragazzi, cioè, mafioi, cioè, non possono fare queste cose. Cioè, non mi possono fare queste modalità qua. Cioè, sono modalità antivita sociale, cioè, che sboro, cioè... Yeah, I'm feeling you. Hey, I just want to play my game, help this team win. You know what I'm saying? Bene, bene. Ho i miei 8 minuti, ragazzi. Voto medio CPU, 8 minuti, assi 5 a partita, appunto. Beh, che sparo, siamo non ciappai tanto male comunque. L'unica roba che non riesco a capire è che non trovo, diretto a Boston, in aeroplanino, che non riesco a trovare. Greetings passengers aboard flight 217 into Boston. We're about to begin our descent. Please fasten those seatbelts and we'll see you guys on the ground. Ha servito ottima scelta per Rookie, è bello vedere che Rookie sta al suo posto. Sembrava sollevato. Ok. L'unica roba che riesco a trovare, ragazzi, sono... come si dice? Riesco a trovare l'Hall of Fame, quelle cose là. Cioè, se qualcuno ha il giochino, magari se mi può dare... perché ora qua c'è, allora, qua NBA Com, voci di corridoio, rapporto scambi, infortuni, guarda quanti rotti già, NBA.com. Vedi, non c'è. Non c'è ancora. Forse te lo dà dopo. Statistiche e classifiche. Allora, centrale. Ora Utah è seconda con 3-1. Bene, conference. Buono.
Power ranking. Capi classifica di lega, statistiche giocatori, statistiche squadre, rapporto matricole. Rapporto matricole. Chiaramente Comendone. Come assist siamo già al terzo posto. Bene, molto bene. Andiamo a Boston e speriamo di fare qualche minuto in più magari. Ragazzi, siamo a Boston, Massachusetts. Boston chiaramente non è più la squadra di 2 o 3 anni fa, però non stare attenti. Utah Jazz, Boston Celtics. Ok. Vediamo quando mi mette. Ok, primo quarto ragazzi. 3 di primi 4, ok. Non è semplice, Perdiamo però di 7. Bene, buon inizio. Cerchiamo di non perdere palla, ecco, Mari, questo è la cosa più importante, fiori, dai. Vai Kume. Bravissimo veneziano. Bravissimo veneziano. Dai Kume. Merda, merda, merda. Marchiamolo, marchiamolo. Ho paura anche di andare in allungo perché ho paura di far fallo. Eccola là, sotto a vuoto qua, attenzione. Porca puttana, il triplone dei Celtics. Bravo Kume, bravissimo veneziano, molto bene. Senza i numeri possiamo comunque fare punti. Adesso devo fare almeno uno nei prossimi 2 tiri, così ho l'obiettivo, l'allenatore è contento e gode. Questo però ragazzi mi sta distruggendo in difesa, Buono. Comunque la vittoria a Brooklyn sta molto importante per il morale. È chiaro che se per arrivare ai playoff è veramente un obiettivo, però la vedo un po' dura. Vai, mettila. Bravissimo Kume, obiettivo raggiunto. Mamma mia che inizio veneziano ragazzi, 3 su 3. Sai che mi sto guadagnando. Merda. Bravissimo, stoppata imperiale figlio. Vai Kume, vai Kume. Vai, mettila. Bravissimo, porca puttana, peccato. Buono, dai che siamo in recupero. Dai, questo è francese. Tanti stranieri poi aiuta, Turchi, italiani, col Comendone, francesi. Lì. Merda, Crawford è entrata, vaffanculo, merdoso. Però Boston c'è. Dai, bloccamelo, bloccamelo. Evans. Vai. Vai Jefferson. No, la perdi in maniera ignobile Jefferson, no. Mamma che canestro, che schiaccione ragazzi. Che schiaccione. Vai,
Come? Cazzo, buttati in mezzo, buttati in mezzo. Niente da fare. Jefferson. Bravi ragazzi. No, che sbaglio. Bravo, forza palla persa. Il Kuma c'è ragazzi, spostato a guardia. Non mi puoi levare, sto giocando bene adesso. Lucas. Fallo personale. Palla persa, perché? Non ho parole. Ho fatto un blocco sbagliato, cazzo, va bene, dai. Che puttana. Ok, questa l'ha sbagliata. 2 falli in un minuto, in un secondo. Lucas. Ok, Evans. Williams. Buono Williams, vai. Stoppatona, stoppatona. Non ci siamo ragazzi. Fine primo quarto, 15-27 Boston. Secondo quarto, 2K Sport, UK Sports, 11 novembre, Hal Hartford, Atlanta Hawks, Hal Jefferson, Charlotte Bobcats. Secondo quarto e panchina. Ok. Cazzo, 40-42, siamo in rimonta. Siamo in rimonta, Lucas. Vai Lucas. Vai triplone, ti prego, mettimela. Oh là. Bravi fioi, dai. Vantaggio aiuta. Dai che ci siamo. Wallace. Bass. Brooks. Bello. Lucas. Più 1 Boston. Vai. Lucas. Peccato, questo non non era un brutto tiro, ma purtroppo non sono ancora forte chiaramente nei parametri. Stoppata di merda. Però che sboccio nei falli ragazzi, non è veramente impossibile. Last season, as the Nets brought in veteran talent, we saw his minutes dip. But now in his third NBA season, we'll see if he can find his way into a bigger role. The Jazz making a switch here. Favors is checked in. Rush. Here's the chosen one. Fallo. Oh, non si tocca il Kume. Liberi proprio, proprio non li ho ancora capiti, forse. Ok, uno va, rilascio eccellente, bravo. 7 punti, un assist. E fallo, meno male che non è entrata, dai. Partita veramente durissima. The Celtics have shot 10 of 13 from the free throw line. A year ago, they converted about 78% of their free throws as a team, so pretty solid there. You know, Kevin, they would love to post a similar percentage again this season. I mean, I think that's safe to say they'd love to shoot free throws. Bravo, meno male che me la passano, cazzo, noi siamo una squadra giovane. Non ci sono troppe prime donne, bravo Kume.
E la sbaglia, non ci credo. Cosa ha sbagliato il Cume? Buono. Ero convinto di metterla dentro, di averla messa dentro, invece niente. 46-47 più 1 Boston. Niente di rimbalzi, ma porca troia. Tira da 3. Sì! Non me la dà. Lo dà o no? No, fantastico! Non era buono, cazzo. Voglio il secondo assist. No. Ai ai ai, non penso. Non so se l'ha lasciata. Merda. Che sfiga, ma che roba anche la moviola. Più 3 Boston. Peccato. Speriamo di giocare ancora qualche minuto, però, perché ho troppo voglia di giocare. Però è molto più reale così. Ok, terzo quarto, più 2 Boston. Praticamente come ci siamo lasciati. Partita veramente incredibile, Occhio Rondo. Che Rondo ancora forte, Dai, non possiamo fargli fare il punto adesso. No, il fallo. Lascia Rondo, figlio, che pazzo. And yet, because of his quickness, he's still able to get into the heart of the defense and get shots at the rim in the paint. I mean, you just can't do that if teams are giving you space in the NBA unless you have the elite speed of a Rajon. Bravo, bravissimo, secondo assist, bravo Cume. The chosen one in its shooting guard. Jefferson out there with Rush. Then it's Lucas and it's Favors in at the foul. Sempre più 2 Boston. Merda, 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 non perderlo Cume, non perderlo. Che stoppone. Bravo Cume da solo. Grande, grande visione di gioco cumendiana. And you know, sometimes when you sag back, it actually gives the offensive player room to accelerate. So Rondo kind of goes right at you and then gives you that little Ginobili sidestep and gets to the rim. Occhio a Rondo, occhio a Rondo, occhio a Rondo. Bravi. Bravi, bravi, 69 pari. E palla aiuta. Mamma che rischio. Mamma che rischio. Vai Jefferson, è tua. È tua. Grande Cume. Nice pass. That one was right on target. Boston trailing. Now here's Rondo. Rondo off the pick from Bass. Rondo gets the trophy. Bravo Cume, non ci credo. Non ci credo. No, con le leggende. No, che figata. Che figata, ragazzi. Rondo. Dai che siamo in vantaggio, cazzo, il Cume è protagonista.
Rush. Bravo. Qua cagata come indiana. Bella assist, e arriva l'assist, invece no, non arriva l'assist. Peccato, cazzo, peccato. Favors, e il primo va dentro, 72-71. E ha vinto Boston, ho paura. Vince Boston 94-91 purtroppo. Ma buona partita ancora di Veneziano. Hi, Kevin, here with Rajan. Eccolo qua, Rondo. Rajan, when you look back on tonight's win, what ultimately decided this game? 7 punti, 10 assist, 3 rimbalzi. Came over some lucky plays and we got stops at the end. Rajan, thank you. Kevin, a little bit of luck. Dai, qualche punticino arriva. Ufficio del general manager il giorno dopo. Vediamo se è contento. It's important for me to regularly check in with all of our players. So, how you feeling about the team at this point of the season? Voglio più minuti. Well, I've been playing pretty well lately. I feel like if I... But coach is the one who ultimately decides on the rotation. I'll talk to him, see if there's anything we can do. Yeah, that'd be great, but only if you think it makes sense. I don't want to second-guess coach. I'm just letting you know what I'm thinking. Of course. We're always going to make a decision that's right for this organization, but I appreciate your input. That's good to hear. Bene, vabbè, speriamo di giocare qualche minuto in più, ragazzi, dai. 11 minuti, bene. Molto, molto bene. 4.7 a partita, 0-3 rimbalzi, 4-7 di assist. Molto bene, Fioi. Il Cume c'è diretto a Chicago, ragazzi. Quindi il prossimo match a Chicago, ma ce lo spariamo nel prossimo video. Hello, ladies and gentlemen. We have initiated our descent into Chicago metro area. Hope you have enjoyed the flight. See you again soon. Non arrivare a 5 asti, speriamo in un gioco di prestigio. I Jets hanno perso di misura. Ecco, l'unica roba che non capisco, ragazzi, è il discorso dell'Hall of Fame e quelle cose là. Spero di... ci devono essere, perché l'albo d'oro, queste robe qua, insomma, è una cosa che non può mancare sui giochi di NBA. Quindi il prossimo match Chicago-Utah. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.